mette manine, perché che mette manine? Non è di qualità. Che zappa fuoco, ogni volta che mette manine succede disastri. Non sai lo spiegato. Meglio mettere beh, sicuro è manine. Cosa proprio? Stiamo un attimo cercando di avere i fili della corrente. Secondo me il compressore era qui una volta, che non mi ricordo. Non ho foto di pulmin del compressore. Una volta qui sotto c'è l'alimentatore, poi il compressore, poi un armadio e poi il microonde. Boh, intanto i cavi li abbiamo trovati, sono belli grossi e siamo a posto. Fra un po' si procederà all'installation. Ok, siamo in pausa. Purtroppo viene un po' fuori, è un po' grande. Per il fissaggio non è un problema, lo fissiamo per dietro e vedremo con falegname di qua o forse col mio di fare il profilo. Vedi questo? Che arrivi fin qua. Allora aspetta, come sempre tutti vivi gli aggiornamenti in tempo reale. Allora le ventoline le abbiamo tolte perché toccava, ciò nonostante, guarda, sbordiamo ancora un bel po', può non essere bello esteticamente da vedere, ok? Quindi la soluzione numero uno era rifare questi bordi, farli più così, vedi, il doppio più spessi. Però io pensavo, se il problema è la canalina, che è tipo quella, ok? Che è larga così. Dopo sentiamo con Mirko, intanto abbiamo mandato, ormai è tardi, adesso sono tutti a dormire. Se gli mettiamo due canaline affiancate e quella esistente la seghiamo, ok, così, e mettiamo metà cavi da una parte e metà cavi dall'altra. Oppure togliamo tutta la canalina e mettiamo due canaline più basse, ok? E quindi dividiamo i cavi. E secondo me così dopo il frigo ci sta, ok? E andrebbe tutto dentro, resterebbe fuori solo questa parte qui. Speriamo bene, domani sento, domani vediamo. Proviamo a smagrire la canalina di fili che c'è dentro, almeno giusto per quei 2-3 mm. Ok, ho fissato questo, se no va ben giro. Eccoli là, nascosti e mimetizzati. Sì, non ha la temperatura, Mirko, ha le potenze. Cioè, o hanno scritto ho capito male io o hanno scritto male loro, verifico sta roba. Già che si era poi, questo è il retro di dove c'è il frigo, qui passavano due tubi dell'acqua e diciamo un termo, senza le alette ovviamente che erano state tolte, però passa comunque il tubo del termo, quindi insomma è stato isolato, perché insomma per quanto poi metti la protezione invernale comunque c'è aria fredda qua dietro, ok? Quindi il frigo, vedi, con schiuma poliuretanica è stato isolato dalla parete, però appunto è stato isolato anche questi tubi qua, perché anche se andava tutto bene, perché sprecare via calore. Ok, ho fatto una bella spesona, 80 bomboloni, adesso sì, lo senti, sta lavorando giustamente per rimettere in temperatura tutta la roba che ho messo, il tempo che è stato aperto la porta, eccetera eccetera. I consumi mi sembrano 3,70 A, ma no, non farci, vedremo più avanti. Ovviamente non sono 3,70 A sempre nei frighi a compressore, sono 3,70 € quando lavora, poi lui va in temperatura e si spegne, hai capito? Così funziona. E devo dire che personalmente, ok, sì, è brutto, esteticamente è bruttissimo rispetto al Dometic, però ha 25 litri in più di capienza, che non è poco, e a pelle lo vedo proprio come materiali più robusto, più efficace, meno cinesata, perché a pelle ho detto cambiamo, perché il Dometic tutti, diciamo, i rivenditori, gli installatori sanno che è roba proprio la peggiore che ci sia, una cinesata, però io da ignorante ho sempre preso Dometic, e difatti il frigo vecchio è stato cambiato 4 volte in garanzia, anche perché aveva la centralina, la scheda, che non gli mettono neanche lo spray, oltre a essere una scheda con condensatori proprio del cazzo, una roba usa e getta, ma non aveva neanche lo spray protettivo, quindi con l'umidità di Jesolo delle parti mie era sempre piena di ossido, non funzionava. Idem il clima qua della Dometic, che per carità funziona, ma l'abbiamo guardato dentro, è veramente cioè valore 40 euro, te lo fanno pagare 2000. Vabbè, pazienza, io a pancia mi sentivo che un'altra marca meno famosa avrebbe fatto decisamente meglio di una marca famosa. Questo perché chi è famoso ormai ha un po' il monopolio, ok? E può essere che chi ha il monopolio, ovviamente non è una regola, però può essere che chi ha il monopolio non ne frega più un cazzo, dice tanto la gente compra a me perché io sono Pinco Pallino, hai capito? E mentre le aziende, quelle un po' più sfigate,
E loro devono, almeno le prime volte, ma questo vale su tutto, vale anche sul cibo, vale su tutte le cose, devono farsi strada. E ho capito, sì, pubblicità, eccetera, ma ci vuole anche la qualità, hai capito? E io vedo effettivamente che questa è tanta roba. Certo, è osceno esteticamente, guardalo. Proprio ognuno ha i suoi gusti. Questo perché sicuramente loro intendevano che doveva andare a filo. Però guarda che si è arrivati praticamente fino alla fine, cioè profondissimo, ok? Quindi voglio dire, scusa avevo il dito, voglio dire, se lo metti tipo, non so, in un furgonato, cioè non ci passi più dopo, no, è enormissimo. Però, vabbè, insomma, aspetta, se forse tu lo vuoi un po' anche vedere, la lucetta non è certo figa come quella del Dometic che aveva il LED lì, però la qualità delle chiusure e tutto la vedo decisamente superiore, veramente superiore. E questo è il congelatore. Senza infamia e senza lode, il pannellino adesso sono a 3 su 3, un touch, diciamo prima devi sbloccare, tenere premuto a lungo, ecco, quando lampeggia cambi, vedi 1, 2, 3, 1, 2 e il 3, ok, vabbè, devo ancora imparare, sì. Poi c'ho sta modalità qua che è la modalità notturna, praticamente fa andare di più il motore come tempo ma meno velocità, quindi fa meno rumore, sostanzialmente solo quella è la differenza, ma non cambia niente. Io lascio il congelatore al massimo e il frigo a 3 di 5. Ecco, devo ancora verificare perché avevo letto che si usavano i gradi, cioè tipo il frigo l'ultimo che avevo preso per casa mettevi, non so, meno 16 gradi, meno 17, meno 14, cioè sceglievi proprio i gradi centigradi, mentre qua si va a potenze come i vecchi frighi e le potenze sono scaglioni di gradi, per carità, cambia niente, però mi avevano fatto intendere un'altra roba nelle pubblicità. Io adesso in qualche modo chiuderò così la puntata, perché diciamo ero venuto da Mirko sì per montare il frigo, no? Perché se lui avevamo preso 2 frighi assieme, lui un vitifrigo e io questo Thetford, perché a pancia sentivamo appunto il discorso che ti ho fatto prima, perché veramente le grandi marche sono veramente sempre peggio, veramente un disastro. Anche lui, è brutto dire, ma anche l'ultimo che avevo costava 2800 euro, ma ne valeva 200 e gli altri 2006 cos'erano, hai capito? E vabbè, tutto fa esperienza e basta, quindi chiuderemo così la puntata, perché poi dopo sta puntata ci sarà un'altra cosa che porterà Pulmin alla versione 4.0, oltre alla scrivania, ma non è la scrivania, e quella però te la dirò completamente nell'altro video. No, non è che ti spoilerò, che ti anticipo così ti rovino il video successivo. Cioè, vuoi che già ti dico che con la DS Tech mettiamo il clima e il microonde sotto inverter per usare meglio le batterie al litio? Vuoi che ti dica questo? No, non te lo dico. Poi, beh, amici e pubblicità finché vuoi, però insomma mi sembra corretto, soprattutto per tutte le volte che mi mantengo qua a cena e a pranzo, porca miseria, offrire la pizza a tutti, anche a Diego e a DS Tech, dopo che mando a fattura però del pizza. Ah, scusa, guarda, questo che era il cassettino che andava appeso sotto, che veniva fuori, ok, uno dei ripiani del frigo, era anche abbastanza capiente, però lo ritengo personalmente una stronzata, in quanto non andava, vedi che non andava proprio completamente attaccato alla parete e non era alto tanto quanto il ripiano, quindi diciamo secondo me era più uno spreco di spazio, secondo me, dopo ognuno ha il suo fisse, ecco, ok, e quindi lo tolgo, non lo butto ovviamente via, ma lo tengo nella casa vecchia. Aspetta, ti faccio vedere, sì, anche oggi raffreddiamo la roba domani. Guarda questa cosa molto intelligente, vedi? Queste adesso lasciale là che non mi ricordo come cavolo ho fatto, vedi, proteggono, vedi? Così non cade la roba, bello, ce li hanno tutti quanti. E questi sono comodissimi, cioè guarda, così puoi toglierlo diretto, veramente proprio molto molto comodo, cioè vedi, è bello lasco, comodo. Sembra di no, ma è comodissimo, più anche questi distanziali su ogni coso, molto molto comodi. Certo che guardavo la roba che ho preso, cioè credo di aver fatto il mio affarone, perché prendo sempre la roba in offerta con la tessera della lì eccetera, sconti del 40-50%, però 80 euro e ho il frigo godo, porca miseria. Per carità, no, vabbè, ho preso delle fette biscottate, i Kellogg's per Giacomo, i biscotti del Mulino Bianco, il pane da toast, un sacchetto di patatine e basta, quella roba sapevo già. Vabbè, la conserva, il sapone per i piatti piccolino, no dai, i mandarini, un po' di roba, dai.
sempre pronti a lamentarsi, ma prima di lamentarsi bisogna vedere tutti i cazzai che te c'ho, no? Quindi anche qua, questi sono per fare la recensione nel microonde, ma ti ho detto non posso dirti che proveremo il microonde con le batterie al litio, cioè sarà una sorpresa. Quando arriverà il video tu dirai, ah, ciao, va che ha fatto sta roba, non lo sapevo, non avrei mai pensato, invece no, sì. No, vabbè, la puntata continuerà allora probabilmente anche fino a domani, questa specie di dietro alle quinte girato col telefonino, perché dice Diego che della DS Tech che verrà qua per appunto l'altro lavoro, che quel voltaggio che riceve il frigo non va bene, è troppo basso. Quindi vabbè, vediamo, porta il suo tester eccetera eccetera, vediamo un po' il tutto, eventualmente se no ci sarà a tirare un'altra linea nuova dalle batterie lì e quindi cambiare tutte le canaline perché sono sature, non ci passa più niente, porca miseria. Allora, noi abbiamo detto andiamo a fare un giro, ok? Però prima un biscotto, ok? No, questo è il dito, biscotto, ok, fermala. Qua con i biscotti del CP. Uno solo però, uno solo. Ah, fa furba, ok, va bene. Poi adesso, siccome le ventole non ci sono più perché non servono più a niente, ce le ho tolte, ok, così guadagno anche a peso, tolgo questa bellissima centralina, la CBE, che così la metto in vendita, e ci metto invece il routerino qua, che adesso vabbè è spento, quindi guarda, gli andrà attaccato là, ok, a livello, con non so cosa, del Bostik, biadesivo qualcosa, e poi guarda, se trovo un cavo cortissimo oppure lo fascetto e tac, l'USB è direttamente qua sotto. Porca miseria, capillucci, pulmin de non so cosa. Beh sì, ricordo i nuovi iscritti, questi video praticamente potrebbero non aver neanche senso. Questo perché le puntine del mondo, allora sia è nato e continua ad essere un, tra virgolette, canale, cioè un posto dove si fanno dei video con le puntine, ossia i posti dove mettiamo la puntina GPS di ogni cosa, ok? E quello va benissimo. Però per il resto è una sorta di telefilm, tra virgolette, telenovela, cioè, hai capito? Quindi se uno non lo segue, giustamente le puntate sembrano veramente senza senso, ok? E scollegate, ti mancano pezzi, eccetera, eccetera. Quindi giustamente, insomma, non sono apprezzabili e contemporaneamente neanche non ne capisci niente. Questo per dire, Singano, cosa che te volevi dire? Oddio, adesso la vecchiaia che fa sta roba. Manga birra mi associava prima. So, in vista di eventuali, sì, dovevo ancora montare il microonde perché dobbiamo attaccarlo appunto nella prossima puntata sotto inverter. In vista di eventuali, no guerre, che mancheria anche qui a par carità di Dio, ma rincari, GPL, cazzo ne so. Ecco qua, basta. Ok? Non abbiamo proprio più costi di gas, cioè adesso dura più il doppio o più del doppio il GPL, incredibile, nonostante il riscaldamento acceso perché è inverno, ragazzi. E poi sì, non tanto per una questione di risparmio, ma comunque diciamo tante tisane o cose del genere, invece di scaldarli, essendo il microonde sotto inverter, le facciamo nel microonde come fa sempre l'Alessia a casa sua, insomma. Boh, ok. Adesso qua sotto a prendere la Singano cassetta degli attrezzi con tutte le Singano tramacciate. Allentiamo un attimo, questo dovrebbe chiamarsi Mammut, ho sentito dire da Mirko ogni tanto, e niente, gli tolgo, guarda, il rosso e il nero di questo qui, poi lo metto in vendita se qualcuno lo vuole. Ma devo far vedere le ventole. Allora è una staffa già fatta, predisposta, collegata a sta centralina che ti consente, guarda qua regoli la velocità delle ventole, di andare o in manuale o in automatico, cioè rileva, c'è un sensore di temperatura che rileva che c'è troppo caldo e allora le ventole si attivano, il sensore è vicino dove ci sono le ventole. E come ventole sono state montate, casomai se domani se mi ricordo, tra parentesi non mi ricorderò assolutamente di farti il video, sono state montate due Corsair 12x12 che è il lato 12 cm x 12 cm, quindi sono enormi. Gli appassionati nerd, gli appassionati di computer sapranno benissimo che le Corsair sono delle ventole tra virgolette da gara, da overclock, cioè roba seria, qui contro coglioni, roba da skate, diciamo, che si usa per quei computer da gaming, hai capito? Quindi ventole coi controcoglioni anche molto silenziose. Wow, mi ero dimenticato che ce l'avevo, il microcavetto. Fantastico, all'occorrenza basta far così per dargli corrente. Tanta roba, bellissimo, sono
sono felice, bene. E nell'esperienza turistica di questa sera abbiamo il Burger King rotondo dove che siamo piove del sacco. Caro diario, quella notte guardai il mio frigo nuovo e ovviamente il primo pensiero fu: ma quanto da cagare fa quella cosa là, quella porta tutta fuori là, però vabbè, magari da mettergli magari una placca divisoria non puoi, vabbè, si vedrà più avanti, cazzo se ne frega ste stronzate. E però vedi, ancora non riuscivo a rendermene conto. Per carità, la roba l'ho messa ma non l'ho ancora mangiata. Ho toccato prima le birre, sono ghiazzate, le bottiglie di vetro, quindi forse abbasso la temperatura. Però vedi, quando io aspetto troppo una cosa poi perdo anche l'entusiasmo, cioè della serie è dovuto poi, no? Hai capito? È un difetto che forse hai anche tu. Hai capito? O forse hanno anche in tanti, per quello le tipe non se la tirano più come una volta, no? Perché una volta, cioè, se la tirano, giocavano un po' il corteggiamento, no? Della serie aspetta, c'è chi andava su di giri di sta roba, no? Quindi aumentava l'interesse, eccetera, e chi dopo, insomma, tipo me, raggiunge una certa soglia e stop, è della serie la goccia che fa traboccare il vaso, no? Quindi io ho aspettato 2 mesi sto frigo, quindi adesso che è arrivato sinceramente non ne sono neanche felice, cioè quel frigo comunque per me è stata una rottura di coglioni, hai capito, aspettarlo eccetera eccetera, e la vita è sempre così. La vita, nel senso, le esperienze che noi facciamo sono sempre così, si poggiano sempre su questi equilibri dove ognuno ha il suo, no? Quindi anche lì quella punta della montagna che poi da salita diventa burrone, e c'è chi ce l'ha prima, chi ce l'ha dopo e chi ce l'ha nel mezzo. Chi c'è? È apparso un CP qua, che dice: non toccare col telefono, non guardare le bici da corsa su subito, che tanto non hai spazio dove metterle, dammi le coccoline a me, che lo spazio per le coccoline c'è sempre. Hai ragione CP, hai ragione. Insomma, qualcuno non vuole alzarsi, occhio. Subito, cioè ti chiamo da 3 ore e niente, questi subito, guarda che sei un merda di cane, sei un cane un po' opportunista, dai, prenditelo. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Un materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vede, mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca o sopra il tavolo di un bar. O stare nudi in mezzo a un campo a sentirsi addosso al vento. Non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento.